Il concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco in una Fenice vuota, ma trasmesso in diretta streaming, è la proiezione di un documentario che racconta le immagini di quella notte. Così la città ha celebrato nel pomeriggio l'anniversario del 29 gennaio 1996, in cui le fiamme divorarono uno dei simboli di Venezia nel mondo. Oggi, 25 anni dopo, ecco i racconti di chi, con gli occhi lucidi per la commozione, testimoniò una pagina di storia. Ai piedi del teatro, ste fiamme paurose, sta puzza di bruciato e un po' di gente là che guardava così, e l'elicottero dei Vigili del Fuoco col bravissimo comandante Tentellini che ogni pochi minuti arrivava, scaricava l'acqua e dopo tornava in bacino a San Marco dove buttava, non so come si chiama, il bidone diciamo, e faceva un altro giro. Era dentro il teatro? Sì, ero dentro in teatro e mi sono accorto delle fiamme, del fumo più che delle fiamme al momento, e sono corso in ufficio dall'economo a vedere se era ancora in ufficio come lui si attardava. Ricordare il teatro è doveroso perché il dramma dell'evento è conseguente anche dopo alla gioia che ho provato nel momento della riapertura del nuovo teatro ricostruito. Se funzionava l'impianto antincendio ad acqua, se fosse scattato l'impianto antifumo di allarme, il teatro La Fenice non si sarebbe bruciato, perché era un focolaio che aveva covato per diverso tempo e che poi ha portato alla distruzione